Un nuovo accordo di videosorveglianza urbana per Agrigento e provincia a supporto delle attività delle forze di polizia è stato stipulato in prefettura tra il prefetto Francesca Ferrandino, il presidente della Camera di Commercio Vittorio Messina ed il presidente della Confcommercio Calogero Bellavia. Il progetto prevede l'interazione diretta degli apparati installati presso gli esercizi commerciali con le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Ma questo è importante, ha un valore aggiunto che è dato sicuramente dal fatto che sono le associazioni datoriali, quindi la Confesercenti e la Confcommercio, che tramite i propri associati e quindi tramite gli impianti di videosorveglianza dei propri associati, ecco, li mettono a disposizione della forza pubblica, li mettono a disposizione di quella sicurezza che noi andiamo cercando e andiamo da sempre, fortemente vogliamo. Ecco, un contributo significativo e una ferma collaborazione tra forze di polizia che noi imprenditori non finiremo mai di ringraziare per i compiti che loro svolgono quotidianamente, e i commercianti e gli imprenditori. In quanto questo protocollo che abbiamo sottoscritto con la Prefettura consentirà a tutti i negozi che naturalmente ne ravvisano o ritengono che sia una cosa agevolativa ai fini della sicurezza della loro attività e perché no anche ai fini della sicurezza del territorio, installare queste telecamere. Alla stipula del protocollo d'intesa hanno presenziato anche il questore di Agrigento Giuseppe Bisogno, il comandante provinciale dei Carabinieri Riccardo Sciuto ed il colonnello della Guardia di Finanza Massimo Sobrà. Il protocollo avrà la durata di 4 anni e potrà essere rinnovato alla scadenza. L'obiettivo di questo protocollo è rendere Agrigento sempre più sicura. Sì, è un'altra tappa importante per raggiungere standard di sicurezza adeguati a ciò che ci chiede la gente. Noi dobbiamo ragionare in termini moderni e essere consapevoli che da un punto di vista di numeri, di quantità, le forze dell'ordine verosimilmente anche esse nel futuro potrebbero registrare una diminuzione e pertanto quindi a questo si deve sopperire con quello che è la moderna tecnologia. Il protocollo d'intesa si allinea, diciamo, a quegli accordi e quelle intese che nell'ambito di una società civile devono intercorrere tra le istituzioni e le altre parti sia del mondo dell'industria e del commercio. E quindi è un protocollo che sancisce l'importanza di questi collegamenti nelle materie che ovviamente interessano la sicurezza in particolare. Quindi di fatto sostanzia ciò che in realtà accade già di fatto, cioè un collegamento tra, diciamo, gli esercenti, i commercianti eccetera e le forze dell'ordine. In questa maniera in qualche misura si rafforza ancora di più il concetto di sicurezza che è già comunque in atto ad Agrigento da molto tempo. Con la stipula dell'odierno protocollo la Prefettura di Agrigento e quindi le forze di polizia hanno preso un accordo con Confesercenti e con Confcommercio per stabilire un rapporto di collaborazione e di ausilio attivo da parte delle associazioni per garantire ancora di più la sicurezza in città e provincia. Il ruolo della Guardia di Finanza è quello di supporto nel comparto dell'ordine pubblico, in prima linea con i colleghi di Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Indubbiamente il nostro è un supporto in quanto l'attività del Corpo si pone in prima linea per quanto riguarda la tutela degli interessi economico-finanziari, ma come Forze di Polizia siamo sempre fianco a fianco con la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri sotto il coordinamento del Prefetto.